Un messaggio anche per i giovani che volessero avvicinarsi al mondo dell'esercito italiano. Ecco, che cosa si sente di dire alle nuove generazioni? Ma purtroppo in questa emergenza coronavirus l'esercito è emerso come un elemento molto importante, perché stiamo assistendo soprattutto i comuni e la cittadinanza in settori e in modalità che generalmente erano riservate ad ambienti operativi. Noi abbiamo moltissime potenzialità in tutti i settori, dal punto di vista medico, dal punto di vista tecnico. Qua oggi stiamo dando un esempio di solamente una minima parte di quello che può essere fatto. I ragazzi che avessero voglia di avvicinarsi alla nostra istituzione darebbero un grande contributo, perché abbiamo sempre bisogno di giovani e soprattutto persone entusiaste che possano aiutarci a portare avanti le nostre attività, che sono molto impegnative e che comunque però danno una grande gratificazione. Tutti gli alpini che in queste settimane sono stati protagonisti nel ripristino di alcuni ospedali dismessi, nella consegna delle mascherine, nell'aiuto concreto ai cittadini. Ecco, è questo essere alpini? Assolutamente sì, siamo partiti da subito con i nostri volontari nei nostri 17 comuni, abbiamo sia nel portare le ordinanze, le prime ordinanze qui a Conegliano, poi nel portare la spesa agli anziani, nell'essere presenti nelle pulizie sgombero nell'ospedale di Valdobbiadene, tutte le sezioni sia del Triveneto, Vittorio, Conegliano, Valdobbiadene e Treviso uniti insieme per portare un contributo e essere vicini alla comunità.